Calano i contagi e i ricoveri, ma a preoccupare in Veneto ci sono le varianti. Quella inglese, riscontrata in tutta la regione nel 17-18% dei casi, ma anche quella brasiliana, un caso nel Padovano. Ma è soprattutto la partita vaccini a tenere banco al punto stampa del presidente Zaia, con la questione degli acquisti in proprio da parte del Veneto. A casa mia vendiamo solo i governi, vuol dire che qualcun altro può vendere a chi non è governo, o no? Secondo voi un'industria farmaceutica vende tutto il suo prodotto direttamente? Impossibile. Le big pharma hanno i concessionari, hanno i licenziatari, addirittura gente che produce lo stesso prodotto da altre parti su licenzia, hanno poi i rappresentanti, hanno tutto un commerciale e quindi secondo me se un'azienda vi dice noi vendiamo solo ai governi vuol dire che si sono riservati quella fetta di mercato. Ad entrare nel dettaglio delle proposte è il direttore generale Luciano Flor. Il Veneto ha ricevuto una ventina di segnalazioni, a 6 sono state chieste precisazioni. Capire se il vaccino c'è davvero, in che tempi si è disponibili a fornirlo. Cioè, se noi vi diciamo sì, voi in quanto tempo siete in grado di portarlo il vaccino? Che quantità ci sono? E quanto costa? A 2 di queste, continua Flor, abbiamo chiesto il numero del lotto e la scadenza della fornitura necessarie per la preventiva autorizzazione ministeriale.